Facciamo da questa parte qui. Sto passando grazie mille. Ammirate veramente dei formaggi unici, guardate, il peperoncino, questi qui, fantastici. Passiamo di qua adesso, guardate. Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, una magica villa, tra le più belle d'Italia. Sega sciolto, Un profumo unico veramente. Guardate che meraviglia, signore qui, questa italiana. Sentite il profumo. Formaggi unici, Guardate che spettacolo. I formaggi, scusa, davvero unici, guardate che meraviglia unica. Vi faccio vedere Villa Contarini e Piazzola sul Brenta, una magica villa, guardate che spettacolo unico. Andiamo fuori di qua adesso, vi faccio vedere. Guardate anche qui. no, era più Marica. Ciao. Primo premio. Quale? Pasta molle con frusta. No. In fondo in alto, questi erano vini. Va.
Guardate che meraviglia in questa grotta, spettacolare, unica. Guardate qui. Guardate che meraviglia, sta grotta con i nani, è una cosa incredibile, vedete? Cosa incredibile. Bella veramente. Facciamo da lontano qui. Meraviglia, usciamo. Siamo dietro la villa. Guardate che meraviglia. Il signore che sta tagliando qui. Formaggi, vedete? Guardate che formaggi. Abbiamo aperto un asico. Quelli sono quel pubblico, vedete? Qua? Ok, e se no dai, facciamo un Posti qui per pubblico, tutti i tipi. Vedete che meraviglia. Abbiamo anche animali, vedete le mucche, sono i vitellini qui, vedete i vitellini. Progetto di salvaguardia della razza burglina. Siete voi che controllate qua? No. Voglio passare un attimo per vedere i vitellini, vedete? Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, vi faccio vedere che vitellini. Guardate, che razza, burlina, dai, stupendo veramente, piano, usiamo con la telecamera, andiamo avanti, ho fatto vedere i vitellini. E qua guardate che meraviglia. Thank you. Guardate che meraviglia, bellissimo.
Hanno allestito, vedete, guardate l'aglio con sodio Nutella, aglio bianco, bolesano, top, vedete? Ammirate, sentite io sento il profumo che è una cosa incredibile. Guardate anche qui che spettacolo. Bello, bello. Complimenti signora. La saluto. Avete visto che aglio? Fantastico. Qui c'è un ristoro, vedete, fai il caffè. Ed è un ristoro per il caffè. E continuiamo con i stand noi. Qua c'è qualcosa anche da mangiare, vedete. Panificio, pan biscotto. Piazzola sul Brenta, vedete? Che meraviglia. Avete il panificio qui a Piazzola sul Brenta? E allora. Meraviglioso. Stupendo. Guardate qui i salumi. Guardate, guardate, guardate. Che meraviglia. Prodotti tipici. Marchigiani. Delle marche. Guardate, guardate come. Ben di Dio. Allora. 14, 9, 20. L'olio per extravergine, c'è la ghiettanina, guardate che salumi, che spettacolo unico. In queste occasioni, grazie mille, arrivederci. Se scrive il suo numero, signora, noi le diamo un messaggino ogni volta che siamo in girato. Dove lo scrivo? Lì, su quella lista clienti, guarda. Quella lista lì che stiamo facendo, poi ci facciamo. Guardate che stravecchi. Mette il nome, io tengo sempre il nome. Io metto per sala, quando sono in giro, non c'è strada. 9. Grazie, arrivederci. I vini tipici delle marche, vedete? Guardate la villa da dietro. La villa da dietro, vedete? Continuiamo noi in nostra console hotel del Fagiolo di Lamone, è unico, provincia di Belluno, Lamone, vedete? Fagiolo di Lamone, numero 1. Salve. Buongiorno. Salve. Salve, salve. Continuiamo. Scusate, Prego. Però se deve aprire non lo so, magari non Guarda, ti dico i frutti che ho aperti: mirtillo, fragola, pesca, ficco, lampone, ciliegia, prugna e arancia. le marmellate fantastiche, vedete? Luigi Lazarius e figli. No, sì, quelle che hai dato. Le credo. Non voglio rovinarti a questo. No, perché proprio lo passo dopo. Va bene? Va bene. Dopo passo, mi fa assaggiare. Dove siete voi? La bontà e ingredienti semplici. Stringhetto. Legnago. Legnago sarebbe provincia di Verona, vero? Vuoi assaggiare? Bene, grazie. Che bontà unica.
Vicenza. È sempre il problema del caffè, no? Dopo quando passo l'assaggio tutto così. Padova. Perché io sono pazza per le marmellate. Prego un assaggio. Buone. No, grazie signore. Grazie mille, che bello. Favoloso. E voi fate solo. Ho fatto assaggiare la pizza, qua vedete. Diamo i prezzi 10 euro. Esatto, della pasta. Oppure 4 pezzi di queste alternative qui. Lancio di pizza, vedete. Allora, mi è rimasto. Allora, io vi consiglio di provare questa qui, è nuova, alla rapa rossa. Molto delicato comunque, non è dolce. Sì. Oppure la canapa ha un retrogusto un po' amaro, no? Lascia proprio se piace. Ok. E riso venere, molto delicato. Se piace la curcuma, a me piace, quindi questo mi piace tanto. Allora, curcuma, la tipo di qua. Quella sì, una rapa. Vedete? Stanno preparando i panini. Grazie. Uno. Guardate che bontà. Guardate sto panino fantastico, guardate. Che merita. Il signore sta preparando. Alla griglia. Sentite che profumo. Qua caro solo. Sì, grazie. Qua le birre, vedete? Birre artigianali. Birrificio Monterosso. Monterosso sarebbe sui colli? Sì. Ho capito. Anche se passo poche volte di là in bici, però i colli li immagino tutti i giorni. Monterosso, vedete? Colli Ugani. Bristoro, sempre birreria Nanto Bianco, da Nanto. Qua sempre formaggi, pecorino. Che meraviglia. Ed eccomi qua, e questa è tua buona matriciana, poi vieni di qua e ti faccio fare il panino. Grazie signore. Vedete salumi, formaggi, di tutto. Guanciale amatriciano, pensate voi. Vediamo i salamini interi. Le lenticchie. Ben di Dio, Ah, ok, bravo. Uno. Dopo se vengo morati, solo con te. Sì, ne abbiamo. Li devo mettere così, va bene? Che birretta volete? Ecco te che la metti più di qua, tanto tu no. matrice, intorno. Vabbè, dai, Lo scontrino del Fantastico, fantastico. Tu l'hai fatto un'altra volta? Niente, Fantastico, vedete? 3, 4. Senti che profumo. Ah, grazie. Che profumo. Grazie, grazie. Fantastico. Vedete? Miele e le marmellate. La saggezza della terra. Moncelice, provincia di Padova. Complimenti. Grazie. Quella, se
poi vai su quelle cantine Per che sempre le sono birre, il birreria San Gabriele, Ponte di Piave, provincia di Treviso. Vedete? Saluti, poi vai su quella un abbraccio forte Quella che ha quella. da youtuber Renato Viglia. No, no, piccola si fa per niente. Fatto il servizio. Ma che vale, ormai mi conosci, tra Camisan qua, Salve. siamo tranquilli dai. Ma Camisang è il banchetto a... Tutte le domeniche mattina. domenica mattina? E poi va fuori. Sì, che sempre quella Luglio agosto lo Piacciolo sul 30. 70-80 clienti li fa domenica. Pochi o tanti, ma Vabbè, vediamo se ora una sorpresa. sorpresa, dimmi come ha avuto? Gabriella senza aglio? Sì, senza aglio. Senza aglio, perché io senza aglio. 28, i pezzi che cosa 28. Buongiorno. Buongiorno, Massemeria, Casa Lomata. Role, provincia di Vicenza, del Vicentino. Tutti i prodotti di aceto fatti da voi, vero? Aceto e qua abbiamo i liquori di corno. Anche i liquori sempre fatti da voi. Bene, 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 Sempre bene. prodotti da noi. Spettacolare. Ancora di nuovo. Prodotti del territorio. Materia prima da Vicenza. Bene, bene. Un abbraccio da Vicenza. Allora. Grazie, grazie. Tenuta Can Marcello. Piove del Grappa. Io lo faccio in bici io da Semonzo. È una bella salita quella. Faccio sempre alla grande quella. Sì, l'ho fatta un mese fa. Anche perché avete una foglia giusta più o meno che deve essere del colore. Sì, siamo in provincia di Treviso, vero? No, ma dove sei? Semonzo però in provincia di Vicenza. Invece voi siete in provincia di Vicenza? Sì, Treviso, Semonzo. Semonzo, Treviso, esatto. Sempre vini, vedete? Tenuta Amadio, Monfumo, Treviso, sempre in provincia di Treviso. Stati i loro vini meravigliosi. Vini le terre. Ovolo. D'Europa, Treviso, vedete? Tutti i loro vini. Salute. Meraviglioso. Azienda agricola. Extravergine qui, Qui abbiamo l'extravergine DOP. Un olio artigianale questo. Artigianale, l'ha detto il signore, vedete? Ah, Casoli da Chieti. È un paesino in Abruzzo, è uno dei borghi più belli d'Italia. Abruzzo è uno dei borghi più belli d'Italia. Casoli, vero? Sì. Bello, bello. In Abruzzo, vedete? Posso assaggiare? Prego, aspetti che lo inquadri l'olio, vedi che bontà. Guarda il colore. Ecco, vedi. Questo è La meraviglia. un olio artigianale, questo è un monocultivar leccino, c'è un olio spremuto. Adesso vi faccio vedere Sì. un olio fatto con un'altra varietà abruzzese, una varietà abruzzese, avete visto? una varietà abruzzese che si chiama invece Gentile. Un olio molto profumato. Meraviglioso. Complimenti. Passiamo a questo. Questo è proprio liquori. Ufficio Torresano. Ah, Bassano del Grappa. Io sono stato tante volte in bici. Sì. Poi vado a fare il Grappa da Semonzo. Che la salita non è tanto distante da Bassano. Guardate che meraviglioso, i suoi liquori. Ancora di nuovo. Sì, vedete? Bene. Saluti signore, complimenti. E queste le focacce genovese.
quella fine, sì. Ok, è una doppia sfoglia senza lievito con all'interno lo stracchino. Guarda che ben di Dio di focacce. Tutti i tipi, vedete? Meraviglie. Devo spostare? No, facci stare là pure tranquilla. Così senza il ritmo si vede ancora meglio queste focacce meravigliose. Ok, grazie a lei. E qua continuiamo noi. Guardate, guardate qua. Che spettacolo di verde. Dietro a sta villa. Sempre sta villa con Tarini. Da dietro. E questo è il laghetto, vedete? Che c'è? Una meraviglia sta villa, eh? Noi continuiamo. Qua andiamo nel bosco della Villa Contarini. Volevo venire a mangiare. Ciao, grazie, ciao. Guardate che meraviglia. Buongiorno, prego. Un filo più sul classico. Sì? A 3,50 €. Lascio anche il bicchierino. Ai prezzi 34,90 Ce n'è uno da questi? Sempre per 50 giorni. Noi è sempre allora, E qua vedete la gente che mangiano fuori sul bosco. Che meraviglia. E qui tutti i banchetti. Vedete? buono l'avvocato, vero? Non tutti regola Verificio. Ciao, cosa bevi altri? Castello di Godego, Treviso. Cosa bevi? So il lavoro. Non neanche tempo. Sì, 10 hai. Grazie. L'abbazia del gusto, 3 Baseliche Padova. Vedete? Guardate che meraviglia! Meraviglia! Anche metto su YouTube Renato Zilio, se volete andare a vedere la giornata di oggi e quanta gente che ho che mi segue, andate a vedere. Bertoni Marco, vedete? Sarda del lago di Garda, Sia domenica. Trotta, Festa del Capperi, miele. Festa del miele. guardate che meraviglia, E dopo- tutti preparati già. E dopo la domenica successiva viene la festa d'autunno. Sempre all'Arsisio. Sono cose che non si trovano in giro. Esatto, Manca un esatto. arancello. Era questo proprio l'obiettivo, qualcosa di diverso dal Complimenti. No. Buongiorno. Possiamo chiedere un'informazione? Quanto varrebbe il vaso? Quello viene 34. Grazie mille. Se no abbiamo il vaso da chilo, l'ultimo vaso da chilo. Quello viene 14. Guardate che ben da Dio, i sottaceti qui, fantastici, meravigliosi. C'è un cestino sì, è il mio. Meno, tu sì. Quella marrone. La grappa dei marroni sì.
invece? Vuoi assaggiare qualcosa? Poi abbiamo anche delle confetture di frutta senza nessuna aggiunta di conservanti, una piccola aggiunta di zucchero di canna. Oh, meraviglie, vedete? Complimenti. Grazie. Qui sempre focaccia, anche qui a volontà, genovese, non può mancare. Far tirare giù un attimo così, grazie mille. Guardate queste meravigliose focacce genovesi. Complimenti, eh? Grazie. Stupendo. Olio extravergine, meraviglioso, vedete? Si può assaggiare? Sì, sì. Amore, guardami. Guardate il colore intenso. Sì, ancora sì. Spoleto Perugia. Vedete? Che meraviglia, ragazzi. Dopo vai con mano da fare un giro, non mangia e prendi gelato. Patatine al tartufo, pensate. Tutto al tartufo qui. Sì. Allora, volete assaggiare Voglia il il tartufo? bianco o nero? Come? Acqua lagna. Acqua lagna, Pesaro Urbino. Ecco, l'ha detto la signora. Peso Volete Urbino. assaggiare qualcosa? Qualche salsa. Ok, vi faccio assaggiare bianco o preferite bianco o nero? Prima bianco. Vedete? Meraviglia. Le papere. Salve. Fritto qua. Qua il fritto. Favoloso, vedete? Guardate il fritto. Vedete i laghetti che ci sono qui? Ma questo è proprio meraviglia. È stupendo qui, eh? Dietro la villa, una meraviglia unica. Scusate, scusate. Abbiamo il gelato. Beh, ma lei stesso signora, se no eccolo là. Mi dica. Allora, volevo quello di fior di capra. Sì. Fior di capra. E ricotta e fichi. È ricotta di capra? No signora, è una ricotta bacina di mucca. Stupendo. Qui hanno allestito di capannoni. Vedete? Una meraviglia. Vedete questo corso d'acqua meraviglioso. Siamo sempre dietro la villa. E questi sono tutti i capannoni allestiti. Una meraviglia qui, eh? Guardate qua che meraviglia. Guardate che meraviglia qui. Guardate che forme di formaggi. Fantastici.
che va oltre l'assistenzialismo, ma va a rendere persone formate, preparate, che saranno autonome. Questa è l'ulteriore, è il che state vedendo. Siamo arrivati alla fine, dai. Per quanto riguarda l'atto operativo, Passo anche di là perché merita. Così ammirate anche dentro la villa tutto. Questo corso d'acqua, vedete? Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. E questo è il lago. Vedete il lago? Che meraviglia. Guardate, ste anetre fantastiche, sto lago. In mezzo al verde. Oggi l'entrata era libera, così vi ho fatto vedere un po' tutto. Cosa c'è dietro a sto lago meraviglioso di questa villa, questo lago bellissimo dietro la villa Contarini. Qui siamo in mezzo al bosco, vedete? Che meraviglia. E qui c'è una scalinata che si va su, vediamo dove ci porta. Questa scalinata meravigliosa. Ci porta qua sopra, vedete? E ammirate da qua sopra, in mezzo al bosco, vedete? Ritorniamo giù. Stai facendo tu le scale, sei coraggiosa, Vieni via. Ecco, siamo arrivati alla destinazione. Vedete sempre il lago. Ho fatto vedere tutti i stand e anche il lago.
Che meraviglia. Siamo immersi nel bosco, una meraviglia. Questa è Villa Contarini, Piazzola sul Brenta. Avete visto che meraviglia? Qua ci sono anche i bagni. Eh sì, tutto. In mezzo al verde. Piazzola sul Brenta. Vedete in mezzo al bosco questi alberi secolari, vedete che meraviglia. Guardate questi alberi secolari, incredibili, vedete? Stupendi, Guardate, questi alberi secolari, stupendi, immersi al bosco. Siamo arrivati dove eravamo prima. Vedete questo corso d'acqua meraviglioso dietro la villa. Questi alberi secolari qua, fantastici, vedete? Fantastici, guardate questo viale qui. Meraviglioso. Qui ritorniamo nella villa.
Questi li abbiamo già. Oh no. Di qua. Guardate che meraviglia. Che gente che c'è. Siamo davanti dalla villa, sotto il porticato. Guardate questi formaggi fantastici, preparati con cura dal Signore. Guardate che forme di formaggi fantastici, vedete? Il rigamonte è saporito, veramente piacevole. Vedete i formaggi fantastici. Guardate che bene Dio, questi formaggi vi faccio vedere fantastici, complimenti, stupendi. Il burro, vedete? Si può assaggiare? Certo, cacciate la Grazie. capra. Vedete qui quanti banchi allestiti. Si può assaggiare? E dopo siamo andati 24 con... mesi. 24 mesi. Primo premio quest'anno. Madonna, siete che buono. Grana Padano. Primo premio, Vedo il Signore. Sì. C'è il capo. Ah sì. No, è lui. All'interno. Si può assaggiare? Prego. Prima e l'ultima. Sì, la prima e l'ultima è al lago. Vediamo un po', la siamo ancora bellissima. Monte Veronese. Sì. Formaggi DOP. Esatto, questo è un presidio slo frigo, quello stagionato. Quanto è invecchiato? Estate 2020, 3 anni. 3 anni, 36 mesi. Bravissimo. Forse li ho finiti. Ecco, abbiamo terminato, dai. E qui sono i capannoni. Vedete? Fanno gli assaggi, vedete che meraviglia. Ritorniamo sulla villa. Sì. Sempre vedete davanti dalla villa qui, poi i porticati. Lunghi porticati. Anche qui sto capannone qui, allestito, formaggi. Vedete? Che meraviglia. Si può assaggiare? Certo. Grazie. Si può assaggiare?
può gustare tutti i formaggi. Capannone allestito, vedete? Guardate che bello Dio. Guardate che bello L'Appennino, vedete? Nel cuore dell'Appennino pistoiese. Si può assaggiare? Sì. Grazie. Qui vedete il gelato artigianale, così meraviglioso. Grazie, lui invece ci dà del ok. Il gelato. Che è un tempo un po' preso, quindi nel giro di 2 o 3 giorni. Siamo immersi dalla gente. Guardate anche questo banco meraviglioso, amatrice, storico. Da vicino. Vai là adesso? Verremo pure io. Guarda che stravecchio incredibile. Parte il gioco uguale. E qua tutti del cioccolato, dei formaggi, vedete? Formaggio verde. Formaggi proprio top. Bello, bello. Qui chiudo, Chiudo col signore qui, dai. Chiudo col signore qui. Vedete che stravecchio. Fantastico. Saluti. E qui chiudo la mia ripresa.